Work in progress. Singano te ingrossare fuori maniera. Beh, adesso non posso continuare perché ho finito gli adesivi. Quelli che ho avanzato li tengo perché con Mirko si cambierà l'oscurante della finestra ladinette. Così vedrai anche come si cambiano gli oscuranti. Guarda chi ce l'ha! Un CP con pallina! Un CP con pallina! Ciao Stellina! Ciao amore bello! Ciao! 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 Come vai? Ragazzi! È una giornata bellissima. Io sono bellissimo. Perché tieni conto, stiamo caricando 9,5 ampere di qua e 9,8, quindi quasi 20 ampere. Non so perché ho iniziato a registrare queste cose, so solo che volevo dire a tutto il mondo che mi sento culinariamente molto insoddisfatto. Cioè tipo che ho appena finito di mangiare, però porca di quella miseria, no che non mi basta. Ehi Siri, dove cazzo sei? Ogni volta. Pronto? Ciao bellezza. Dimmi amore. Passi a prendermi? Sì, 5 minuti e parto, Sì, ok? ho detto che non muoio. Grazie. Ah, adesso mi dici, vengo a prenderti, Sì. mi vesto e dico ciao amore. Ciao ciao. Sì, questo perché praticamente hanno detto che dalla radiografia si vede, insomma, se uno ha un tumore, cose del genere, e dalla radiografia non avevo niente. In ogni caso mi hanno detto di andare anche da un pneumologo, insomma, per accertamenti per queste tracce di sangue che si era trovato. Comunque hanno detto che non ho polmoniti né niente, insomma, ecco. Se proprio sono costretto a guardare il lato positivo delle cose, non mi hanno neanche fatto pagare il ticket, quindi ho risparmiato quei 50 euro di razzi che avevo prenotato fra una settimana e passa in privato, e quindi adesso li disdico e ci ho guadagnato 50 euro. Oltre alla buona notizia che non devo morire. Guardate, se fanno i lavori come fanno i cartelli è grave qua, Oh, beh, ciao Brescia. Che bella faccia che hai visto. Vabbè che no, se era un tumore si vedeva, diciamo, dal coso, e io non ho, è a posto e non ho avuto neanche polmoniti e robe del genere. In ogni caso ho detto di chiedere al medico di base una visita da un pneumologo e domani mattina le lastre a ritirare. Gli ho detto apposta alla signora della reception la buona giornata, salve e arrivederci. Ma perché arrivederci signora? Porca miseria! Non so se è comico o triste, ma per vari motivi, insomma, ne ho fatte di ecografie in questi anni, diciamo, no? E ti danno sempre il CD, però fate caso, quando poi devi mostrare ai medici sto CD, nessuno è che sa mai usarlo, perché ognuno è fatto con programmini diversi, poi hanno il computer che non può installare programmi, poi manca le librerie runtime del Windows e anche lì sono bloccati, non possono aggiornarle, quindi sostanzialmente ci mandano a farraggi per il cazzo. Sì, Italia, che io ho fatto l'infanzia qua, era marrone all'epoca, non era celeste, era un condominio che mia nonna faceva la custode, quindi puoi immaginarti piscina tutti i giorni, troppo figata. Qua siamo in piazza Milano, a Lido di Jesolo. Sì, molti credono che io sia di Jesolo, in realtà non sono affatto di Jesolo, è che ho fatto l'infanzia qui, mia mamma ha avuto il negozio, morosi amici. È rimasto quasi tutto come allora, cioè almeno la metà dei negozi sono sempre quelli, avranno cambiato gestione, però insomma. Beh, qua c'era il fotografo, la perrucchiera del Menone è sempre qui, la cambusa c'è sempre stata, il giornalaio diciamo si è spostato spesso, comunque lì da tanti anni.
Qui all'angolo c'era un mega negozio di giocattoli Tato e Tata, adesso si è ridotto a metà, insomma, però continua a esserci. Sì, qui c'era una sala giochi, qui sopra dicono c'era le putans, lei era sì, la mia nonna dice sempre, quando te passa, va a me quella mazzeria. Ma figurati se mi vado ad entrare dentro in bottega e salutare che quella è mazzeria, non anche te, dai! Pirom pipom pirom pipom tananananananan pirom pipom porom popom poropopom. Perché devo mangiare in camper? Io pranzo lì. Cheers e buon appetito. Non ho mai capito quelle camperisti che si mettono sempre nei parcheggi enormi o nei parcheggi supermercati. Già mettiti davanti a un parco in riva al mare? No, non riesco a capire. Mi fa paura quando troppi tu mi chiedono l'amicizia, che come lavoro o passione hanno aeroplani, paracadutismo, tutte che robe là, perché dopo sai com'è la vita. Andando a frequentare certe persone tipo Riccardo Baratella, no, c'è stato il rischio che questo te portasse via col deltaplano e Singano, quei problemi cervicali che hai capito, le cervicali portano seri problemi di vertigini e quindi insomma non sei una bella roba, eh? Ma sai che oggi non so perché, ma ti vorrei far vedere come si lavano i piatti su Pulmin, solo che non so dove metterti. Intanto invece di spaccare bottiglia la mettiamo al suo posto. Cosa che fa 200 litri a vinla? Beh, innanzitutto ti anticipo che non è una cosa piacevole lavare i piatti su Pulmin. Qua ti me vedi? Restiamo! Sì dai, credo di sì. Allora, innanzitutto, ovviamente io non ho spazio per lavare e far nulla, quindi tipo la pentola, visto che non è bagnata, si mette qua, idem qualche piatto, ok? La mocca magari intanto posso metterla qua. Perché? Perché ho subito i fornelli e quindi come si fa? Si apre sportellino, si prende cosa blu qua, e anche già che ci siamo uno normale, chiudo sportellino, metto lì il piccio normale. Sopra i fornelli ci mettiamo sto piccio qua, eccolo là, si rimbocca le maniche e già vedi che non te ga spazio, esatto, dici ma porca troia che uno non si muove, ok, vabbè, allora togliamo un po' le robe, buttiamo via i filtri del tè, la tisana, si prende spugnetta, si bagna spugnetta. In questo caso non è neanche tanto piacevole perché essendo una giornata soleggiata e essendo adesso diciamo in viaggio non ho l'acqua calda perché non ho acceso lo scambiatore, quindi non ho l'acqua calda, ho solo l'acqua fredda. Saponi, tanto si bagna un po' i forni e niente, sgrato di cattiveria tutte le cosine e le appoggio qua così, passo anche i ciucciarini, gratto bene e via. Singano, che fine ha fatto quella bellissima fascetta che avevi nella per mettere la GoPro nella testa, no? E riprendere tutto bene? No, perché io tengo qua di sotto tutta la roba, cioè l'ho già guardato, non c'è, qua sotto non c'è e non so dove cacchio guardare, porca di quella troia! Porca miseria, cioè veramente non c'è da nessuna parte. Qua l'ho già guardato. E là, eccola, l'ho trovata, sposta sotto il cavalletto. Fanculo. Questo perché non è ordine quando tu metti le cose in un determinato posto, no, assolutamente. Ordine è quando tu metti le cose sempre nello stesso posto, ok? Quello è ordine. Di nuovo. Per lavare le posate te le tieni tutte in mano così, ok, così risparmi acqua, cioè metti pure anche il getto forte, visto che cioè forte, questo è forte, secondo me sono quei piccoli trucchetti che impari col tempo.
cioè piuttosto di stare là a accendere e spegnere ogni volta, metti il getto veloce e tante posate in mano e te ne fai una alla volta, hai capito? In ogni caso a me frega poco, perché qua adesso sono a 5 metri da un rubinetto dell'acqua, quindi mi sto finendo un po' l'acqua per poi ricaricarmela di nuovo, fare un salto in teoria dal nuovo medico e poi partire verso Mirko quella Padova. Moka ovviamente sempre senza sapone, ok? Dicono i discorsi, diciamo, delle nonne, cioè non di mia nonna, che mia nonna la lava sempre col saun, però si dice di non lavarla proprio, ok? In realtà no, non è proprio così, lavala senza sapone, ma togli via il caffè, perché se succede che non fai il caffè tutti i giorni ti fa la muffa, o comunque in ogni caso c'è il rischio che ti faccia la muffa, quindi evita e lavala, o perlomeno una volta ogni 3-4 giorni la lavi, ecco, ma no lasciarla sempre lì, se no il caffè che resta incastrato, diciamo, quello farà la muffa. Oggi ho mangiato la muffa trifolata, solo che dire funghi champignon fa più figo, ma in realtà è muffa, il fungo è una muffa Italia, ricordatelo sempre. E serie, costega a mangiare il risotto con muffa, ah che buono il risotto con muffa. Dio, Dio, ah. Aspetta, mi avvicino al rubinetto. Taglio. Troia, paltano dappertutto. Spafuria! Ho spazzato tutto, porca troia. Fanculo. Cazzo, odio lo sporco dentro il camper. Vedi, quando è pieno, molti mi chiedono cosa succede quando è pieno. Quando è pieno c'è un secondo tubo che ributta fuori e quindi esce da qua, ok? E in ogni caso esce anche da qua, quindi a doppia uscita, non succede che scoppia o cose del genere.
Una giornata di faccende domestiche in camper. Aspetta che c'è bisogno di zuccheri. Asciuga, honey, asciuga. Tassativamente nella parte destra per con la carie. Questo, vedi, è lo spazio che c'è su Pugni, c'è sopra al gas. Con l'asciugamanino potrei tirare questo, ma dopo comunque vado male, cioè come faccio a aprire i cassetti e mettere giù la roba, capisci? Questo lo posso usare quando cucino per appoggiare certe robe o quando mangio per appoggiare la roba che rompe le balle in mezzo alla tavola, se siamo in 2 o 3 a cena, hai capito? Cioè è sempre utile questo, però sì, per lavare i piatti no. Eccolo. Vai Figari!